Gente di facili costumi, commedia del grandissimo Nino Manfredi insieme a Nino Marino, scritta negli anni '80, ma la commedia sembra scritta ieri, perché parla di temi eterni, quando il teatro appunto sa essere classico, un classico, e questa commedia lo è nel suo genere. Parli a tutti anche nel 2026, dopo tanti anni, perché sono due solitudini, una prostituta, uno scrittore, diciamo, non fortunato, che all'inizio litigano, non si capiscono e poi però è uno dei segreti della vita. Se invece di chiuderti ti apri all'altro, poi scopri un sacco di cose che magari vi ci ritroverete. Dici, ah, ma vedi, magari con quello del piano di sopra, con quello del piano di sotto, se non mi sta tanto simpatico, invece poi c'è la curiosità di aprirti, conoscerlo e magari ti cambia la vita. È un testo che continua ad essere molto attuale, perché questi personaggi raccontano di inclusione, di amore, di diversità, ma anche di disponibilità ad accogliere l'altro nonostante la diversità, perché appunto il finale, no, non ve lo svelo il finale, ma perché dico, venite a vederlo e poi insomma scoprirete come finisce. Vi aspettiamo da stasera questa parte di tournée al nord, parte da Codroipo e quindi giuro, c'è sempre riuscito. Ma poi vedete che proprio... No, dai, mi assumo la responsabilità. Vi aspettiamo.